Il guardaroba cittadino di Chiavari concretizza una precisa opera di misericordia corporale. È quello di dare la veste a chi è nudo, e cioè quel segno che rispetta la sua dignità, rispetta la sua singolarità, rispetta la sua capacità di porsi nel mondo con relazioni di normalità. Nel corso di 15 anni l'esperienza chiavarese è cresciuta e maturata, favorendo la collaborazione tra le parrocchie cittadine e osservando la progressiva crescita morale e materiale delle persone assistite. Attraverso questi incontri si nota anche la capacità per molte famiglie di passare dalla prima indigenza, per cui vengono a chiedere un po' tutto, a un'indigenza diversa, perché magari trovano il lavoro, mettono su casa, e loro dal tipo di domande che loro fanno comprendiamo come Adagio Adagio c'è un percorso di autonomia. La struttura nel corso dell'estate è stata ripulita e rinnovata. Da lunedì tornerà alla sua piena operatività. Il lunedì è dedicato agli italiani di pomeriggio dalle 4 alle 6, il giovedì mattina dalle 9 a mezzogiorno invece per gli stranieri. Il servizio è svolto da un gruppo di volontari che tuttavia necessitano anche di nuove forze. Abbiamo bisogno anche di uomini, perché siamo donne, a volte abbiamo cose anche pesanti, scatoloni da muovere, eccetera. Anche giovani, se c'è qualche giovane volenteroso, benissimo, siamo qui ad aspettarlo. Gli indumenti si raccolgono il giovedì dalle 16 alle 18 e devono essere puliti in buono stato per dare qualità ad un servizio svolto con attenzione e rispetto. Noi cerchiamo di dare sempre capi in buono stato proprio perché loro stessi capiscono che noi rispettiamo, ma si devono rispettare anche loro, non si devono lasciare andare, perché anche un povero ha la sua dignità. Anche perché è un servizio non di scarto per gli scarti, ma di dignità per la persona.